Lo ripetono tutti come un mantra, ogni volta che un nuovo episodio ricorda che si muore troppo nei posti di lavoro. Il Veneto poi è un triste primato, dati INAIL, bisogna fare qualcosa. Si annunciano stati generali, piani sicurezza, strategie di intervento, mobilitazioni, eppure la morte continua a mietere vittime. Aline, il 33enne bengalese che ha perso la vita mentre stava cercando di sbloccare un carrello della biancheria sporca nelle lavanderie a Mestre in via Paganello, allunga la drammatica lista. Da appurare se l'uomo abbia commesso un'imprudenza, pare che Aline abbia cercato di intervenire nel ciclo produttivo da una posizione diversa da quella indicata e in questo modo nel tentativo di sbloccarlo è rimasto risucchiato provocandosi uno schiacciamento del torace. Ricoverato d'urgenza all'ospedale all'Angelo è stato sottoposto a intervento chirurgico che non ha superato per le gravi fratture. CGIL e CISL-UIL, oltre a esprimere il cordoglio alla famiglia, ribadiscono che il confronto avviato con la regione attraverso una piattaforma indicata porti quanto prima risultati concreti con più controlli e più formazione ai lavoratori. A far luce sulle esatte dinamiche dell'incidente ora sarà la magistratura negli spazi della lavanderia Hotel e Service che si occupa della biancheria di molti alberghi. A 24 ore dall'incidente l'atmosfera era cupa, l'attività ripresa ma con grande amarezza e indubbio dispiacere.